amici, stasera siamo con il vicepresidente della Commissione Difesa Massimo Artini e con l'amico Alessandro Majorano. Ecco, come vi avevamo promesso, questa sera c'è appunto questo incontro perché Alessandro deve porre delle domande a Massimo Artini e che dovrebbero diramare un pochino quella problematica che si era creata in merito alla famosa casa del Nardella e di alcuni video che sono spariti e non si sa bene per quale motivo. A questo punto chiediamo ad Alessandro di intervenire e quindi di fare direttamente le sue domande. Grazie, ringrazio il deputato Artini di essere qui. Avrei 3 domande. La prima, se cortesemente mi dà il numero di Matteo Renzi. Guarda, è una bella battuta. Mi dovrebbe dare il numero di Matteo Dovrei Renzi. chiedere però a lui. No, se mi dà il numero di Matteo Renzi poi ci penso a fare una telefonata. Però è una bella battuta. Però ti faccio uno spunto. Molti mi hanno chiesto: ma come facevi a sapere che era il Renzi quando mi chiamò? È molto semplice, perché è stata una persona che conosco da, diciamo, abbastanza prima. Quel numero era una cosa che avevo già quando era sindaco di Firenze. Perché ti faccio un esempio: quando lui si fece un incontro sui rifiuti insieme a Barducci eccetera eccetera, chiamai un po' tutti i sindaci per parlare di quella cosa, e peraltro fu un incontro anche molto bello nel 2012. Con Matteo Renzi. No, Renzi non c'era solo i Barducci. Ah, peccato, se c'era Renzi veniva anch'io. Parte la battuta. Seconda domanda. Allora, sono altre 2 domande che vorrei fare. La prima è questa. Ho incontrato 2 volte l'ex consigliera Amato e l'ex consigliera Xelakos e 4-5 volte te, in relazione a tutta la vicenda della casa di Nardella. Per chi non sapesse, brevemente dico questo: il 13 marzo 2013 presento denuncia contro Renzi in relazione alla vicenda della casa di Via Alfani pagata da Carrai. Il PM Luca Turco apre un fascicolo il 16 di marzo. Misteriosamente il 17 di marzo Nardella, al volo e di corsa, cambia la residenza anagrafica. Ho acquisito alcune documentazioni, queste documentazioni le ho date alle 2 signore, la Xelakos e all'Amato, e poi l'ho data anche a te. Tra l'altro, quando ho dato questa documentazione c'erano anche i testimoni presenti. Sì, c'erano collaboratori miei. Perfetto. Allora, volevo capire se a questo punto, dal punto di vista dell'impegno che tu ti eri preso insieme alle 2 ex consigliere, se l'impegno rimane. Io ti dico, quello ti dissi già sia a novembre che a dicembre, quando ci siamo incontrati, e dove ho preso effettivamente tutta la parte di documentazione, per cui non c'è niente da nascondere su questo. Il ragionamento che ti faccio io è, come ti feci l'altra volta: io ti chiesi almeno fino a febbraio, metà febbraio se non ricordo male, per valutare quelle carte, perché ci sono alcune documentazioni che le procedure per verificare o validare determinati dati sono, diciamo, non così banali. Questo può essere aiuto a quella parte dell'esposto che hai fatto te, perché dare una concretezza agli atti che ti hai esposto alla magistratura può essere un valido motivo per dire a Nardella: ripensa su quel tipo di cosa, oppure dare le spiegazioni in pubblico. Da un punto di vista politico, mettere Nardella sotto questa lente di ingrandimento per avere una risposta su quella cosa, perché effettivamente il cambiare la residenza in quel giorno fatidico, in cui il magistrato apre il fascicolo contro Renzi e Carrai, potrebbe non essere niente. Potrebbe essere niente. Per contro è una cosa da spiegare. Ora c'è questo discorso piccolo delle elezioni del Presidente della Repubblica, c'è un attimino di una situazione un po' particolare. Però effettivamente io, come ti dicevo, per questo ti dissi anche metà febbraio, perché comunque era un po' nell'aria che Napolitano a fine anno, inizio gennaio, potesse dimettersi già in quel periodo, e quindi mi riservai il tempo per arrivare con tranquillità a febbraio e avere determinati tipi di situazioni. Anche perché c'è da dire una cosa: Nardella, il sindaco di Firenze, in quell'abitazione in via Villamagna 202 ci ha abitato per 8 anni e secondo le mie indagini tutto l'appartamento e tutto il comprensorio appartiene a una famiglia fiorentina, che sono i Rousseau Colsi del Vivo. Ok, la domanda è questa, che un politico dovrebbe dare a tutta la cittadinanza: in quegli 8 anni Nardella ha pagato l'affitto? Ci sono le ricevute fiscali? Oppure qualcun altro a Nardella pagava l'affitto, come è successo a Renzi con Carrai? Questa è la mia domanda, perché
dal punto di vista politico, se questo fosse vero, sarebbe una cosa gravissima, visto che questo è il sindaco. Sarebbe comunque, per quanto forse potrebbe essere più o meno penalmente rilevante, ma non è quello lì il punto. Spesso non è la fattispecie di reato che vai a applicare e che tipo di pena tu vai a prendere, è un discorso etico che tu dovresti porre durante la valutazione del tuo operato. Sì, ma bisogna anche vedere chi paga. Perché nel caso di Renzi c'è Carrai e sappiamo per quali motivi. Parliamoci chiaro. Bisogna vedere per il caso di Nardella chi è che paga. Nardella non ha mai risposto alle mie domande. Io più volte gli ho fatto la domanda e gli ho detto: sindaco, cortesemente, nei tuoi 8 anni di affitto in via Villamagna 8, tu l'affitto l'hai pagato o te l'hanno pagato? Non mi ha mai risposto, ma io gliel'ho fatto sia da dipendente del comune di Firenze sia da cittadino, non è mai stato risposto. Ora io spero, visto che si sta prendendo l'impegno davanti, ma me l'hanno preso di persona, vale allora, alla gente che ci sta seguendo, l'onorevole Artini si è preso l'impegno di darci una risposta, che l'impegno può essere anche da un certo punto di dire: guarda, delle carte non si trova nulla e bisogna trovare un altro sistema. Vabbè, un altro sistema a questo punto. La casa di via di Villamagna, quella lì, quella si trova, quella esiste. C'è un discorso di carte e c'è un discorso anche di un processo di valutazione un po' tutte le Vabbè, scusami Massimo, questo fatto della casa di Nardella che si può collegare, cioè visto e considerare che la domanda voi la potete fare anche in maniera molto più complessa, ma non c'è un ufficio di risposta. Questa no, allora c'è il discorso della casa, c'è il discorso della compravendita di voti, c'è il discorso di Mortigli che sta cosa, insomma ci sono un po' troppi. Sì, però vedi, ci sono i 6 fascicoli presenti alle procure di Roma e di Firenze. Non so su Nardella. Allora diciamo una cosa ben precisa. Allora, visto che fanno un sacco di domande, io vi posso garantire che alle procure di Firenze e Roma ci sono innumerevoli fascicoli penali aperti contro Matteo Renzi, Carrai, Palumbo e quant'altro in relazione all'associazione a delinquere, peculato, riciclaggio, corruzione, falso, concussione e abuso d'ufficio. Ora, possibile che il fratellino di Matteo Renzi, il signor Dario Nardella, di cui mi onoro di essere un dipendente perché lui è il mio sindaco, e tra l'altro ieri ho chiamato anche Coniglio, ti ricordi, no? Che ti ho rincorso e ti ho chiamato Coniglio e tu sei scappato, non risponda alla mia domanda: chi ti ha pagato l'affitto negli 8 anni che tu sei stato a via Villamagna? Perché il 15-16 di marzo i magistrati aprono un fascicolo contro Renzi in relazione eccetera, e tu al volo cambi anche te la residenza della casa. Mi puoi rispondere, Nardella? Grazie, prego. La terza domanda. La terza domanda, sempre in relazione alla famosa casa di via Alfani 8 a Firenze. Quindi ora passiamo al caso Renzi. Passiamo al bomba adesso. Sì, al caso Renzi. Okay. No, perché dice che l'offendo, lo chiamo palle di segatura. Però. No, si è lamentato perché dice l'offendo sempre. Vabbè. Denunciami Renzi. Allora, torniamo, eravamo il 23 di marzo 2013, il sottoscritto con un esponente del Movimento 5 Stelle, Gualtiero Bomba, Miriam Amato, un'altra signora del Movimento 5 Stelle, la Lobo Fiderman, siamo andati tutti sotto casa di Matteo Renzi in via Alfani 8, dove hanno registrato una mia intervista su disposizione dei vertici romani, cioè quindi di Grillo e Casaleggio, perché l'ordine è partito da Grillo e Casaleggio, di intervistarmi su questa vicenda. Mi sono presentato in via Alfani 8, abbiamo fatto questa registrazione dove io ho raccontato tutta la vicenda della casa di Matteo Renzi eccetera eccetera, dopodiché il video è stato dato alla signora Miriam Amato, la quale Miriam Amato ha confermato davanti a testimoni che il tutto sarebbe stato dato ad un signore che si chiama Alan Baritono, il quale Alan Baritono mi ha confermato che il tutto era stato dato poi all'onorevole Alfonso Bonafede. Che cosa è successo? Le mie roboanti dichiarazioni, che poi sono esplose sui giornali a livello nazionale, Libero, eccetera, il mio video misteriosamente è sparito.